Santa Maria del Rovere, dove ieri sera sono stati attimi di concitazione. I carabinieri stanno acquisendo informazioni coinvolti dei minorenni che avrebbero preso a calci il portone di un condominio. Al comando della Polizia Locale la seduta della Commissione Comunale Sicurezza sul tavolo baby gang e zone calde del centro. Il sindaco Conte: combattiamo la logica del branco, il PD occorre fare rete. Omicidio di Margherita Ceschin, sono arrivate le motivazioni della Cassazione. Mancanza di gravità indiziaria, il difensore degli indagati Crea: chiederò la scarcerazione. Ha sparato contro il fratello Lino Pestrini e la cognata Rosanna Trento. Oggi in aula Lucia, sorella della vittima e del killer Massimo Pestrini, ha detto: l'ho perdonato. L'uomo di Castelfranco Veneto gremito per i funerali di Monica Reginato, l'alpinista morta durante un'escursione sul massiccio del Sorapis, il toccante ricordo dei compagni del CAI. Stilata la classifica dei redditi medi pro capite nei comuni italiani, tra i capoluoghi veneti è Treviso il più ricco con oltre 28.000 euro. Domani festa del patrono di Venezia, Antena 3 trasmetterà la Santa Messa celebrata dal patriarca Moraglia nella Basilica di San Marco, l'appuntamento in diretta a partire dalle 10. Buonasera, ben ritrovati. Edizione di Treviso dunque dei telegiornali di Antena 3. Eccoci con la cronaca in apertura di questa nostra edizione. Allora, c'è stato un episodio con ragazzi definiti fuori controllo ieri sera a Santa Maria del Rovere, calci a un portone di un condominio. Oggi la Commissione Comunale Sicurezza si è riunita nel comando della Polizia Locale in via Castello d'Amore a Treviso. I lavori sono tuttora in corso, all'ordine del giorno le zone calde della città e poi questi ragazzi definiti allo sbando. Per noi c'è in diretta insieme a Nicoletta Rizzetto Christian Arboit che ci dà conto dei lavori e di quanto è emerso dal confronto tra maggioranza e opposizioni. Christian, buonasera. Sì, buonasera Lina, buonasera. Confronto tuttora in corso. Sta parlando la consigliera del Partito Democratico Antonella Tocchetto, vedi il sindaco che ha appena risposto ad alcune osservazioni dell'altra consigliera del Partito Democratico Carlotta Bazza. Si sta parlando di taser, si sta parlando di telecamere, soprattutto nel quadrante caldo di Piazzale Borsa, quindi non ci sono solo i fatti di ieri sera, quelli che fra poco vi racconteremo di Santa Maria del Rovere, quindi i temi sono tanti e si tratta di una commissione duplice, la terza e la quarta, convocate proprio per affrontare il tema delle baby gang, del disagio giovanile e del degrado anche che questo comporta. Qui con me Luigi Caldato, che è presidente della quarta commissione. Caldato, che prima ha detto una cosa molto precisa: non è una questione né di destra né di sinistra, ci sono però dei ragazzi allo sbando, è così? Assolutamente. Io credo che sia un problema veramente di un malessere sociale che parte dalla famiglia, soprattutto dalla scuola, dal sistema vita. Non sono più collegati tra di loro, i ragazzi non si parlano, sono lasciati a se stessi, hanno il telefonino H24 e quindi mancano i rapporti personali. C'è una carenza grandissima di impegno sociale, sono lasciati allo sbando, sono a se stessi. Io vedo che seguo i miei ragazzi lì con il calcio, se tu li segui, li fai battere 5, gli stai vicini, poi nel mio caso ti vengono ad abbracciare, ciao, ti salutano. Secondo me c'è proprio una mancanza di affetto, di valori, mancano i valori. Mancano le famiglie. Mancano anche le famiglie. Allora, qui con me vedete Stefano Pelloni del Partito Democratico, c'è anche Gloria Tessarollo, assessore, grazie Caldato, assessore alle politiche sociali. Assessore, lei ha fatto riferimento a tanti progetti che state portando avanti come comune. Uno su tutti ha incuriosito soprattutto noi giornalisti: corsi per i genitori finalizzati a un uso consapevole dei social. Sì, ci viene richiesto e ne abbiamo sperimentato uno da poco anche per genitori di bimbi molto piccolini, nella fascia dei 9-10 anni, con successo. Questo per noi è un elemento positivo su cui lavorare, perché non siamo soli a trasmettere contenuti, ma abbiamo genitori che ci chiedono di poter apprendere. Più presto iniziamo, meglio è. L'11 maggio prossimo
presenteremo un progetto proprio a Palazzo Rinaldi, si chiama Custodi Digitali, che interpella il personale educativo e i pediatri. Quindi su questo fronte le istituzioni stanno davvero facendo squadra e soprattutto portando il medesimo messaggio alle famiglie. Ecco, dell'uso smodato dei social ha parlato anche il sindaco Conte, la discussione è ancora in corso, poi rientreremo con Nicoletta Rizzetto. Stefano Pelloni, Partito Democratico, voi siete particolarmente critici? No, non siamo critici, è la situazione che è critica, è diverso. In città ci sono situazioni che suscitano paura da parte dei cittadini, da parte dei commercianti e preoccupazione anche da parte degli amministratori. Se oggi per la prima volta da quando faccio parte del Consiglio Comunale ci troviamo tutti insieme ad affrontare nel comando della Polizia Locale un tema così complesso, è perché la situazione è oggettivamente grave. Questo non è per fare una colpa, ma è per rappresentare una situazione di fatto. Dice un dato di fatto. Sì, purtroppo lo dicono anche i dati, ma il tema forse qui non è solo sociale, ma anche di proposta culturale, ad esempio, che io penso che manchi di rivitalizzazione delle piazze in città. La città troppo spesso durante la settimana, nei sabati pomeriggio, è vuota anche dal punto di vista dell'offerta culturale, e allora io penso che anche piazze piene portino cura del territorio, portino attività e portino anche meno noia per questi ragazzi. Quindi anche così, lei dice, si fa prevenzione. Ma veniamo alla cronaca, andiamo a Santa Maria del Rovere per raccontarvi di una serata particolarmente concitata con protagonisti dei minorenni. La serata di ieri, dove il portone di un condominio è stato preso letteralmente a calci. Hanno pestato tutto, pestavano sul portone. Sì, adesso le l'antena 3. Così, basta. E quindi hanno preso proprio calci con violenza. Pugni. La segnalazione iniziale poco prima delle 7 di sera è chiara e parla di alcuni ragazzini intenti a dare dei calci al portone di questo condominio in piazza Martiri di Belfiore, nel quartiere di Santa Maria del Rovere a Treviso. La signora Irma, 87 anni, racconta di attimi concitati con la reazione immediata di due vicini di casa residenti nello stesso condominio. Una signora che passava con dei cagnolini ha detto che qui c'erano un po' di ragazzi. Allora lei è venuta giù di corsa, il marito ha seguito i ragazzi, li ha fermati e lei ha chiamato la polizia. Sì. La polizia. E si è venuti immediatamente 3 pattuglie, li hanno presi, sono rimasti lì in fondo. A Santa Maria del Rovere arrivano così carabinieri locale e polizia di Stato. I ragazzini, tutti minorenni, 4 maschi, 2 femmine, vengono identificati dall'altra parte della piazza, dove l'operazione non passa inosservata. Praticamente sulle 7 ho visto delle volanti che sono fermate qua fuori e praticamente sono scesi gli agenti, sono andato verso fine condominio a cercare dei ragazzi, penso. In piazza qua c'è stato qualche episodio, ma sporadico. Non è tanto pericoloso qua in zona, sinceramente, come ragazzi. Dicono che vengono da Santabona, da zone diverse, però... Immediate le indagini, a 24 ore di distanza non ci sarebbero però ipotesi di reato specifiche. Con i militari dell'Arma che hanno continuato a raccogliere informazioni, non si esclude nemmeno che il portone fosse già in parte malfunzionante. Di certo nelle scorse ore sono intervenuti tecnici per le riparazioni del caso. Stamattina sono venuta giù, non sono stata capace di aprire la porta, ora ho fatto il giro del cancello, era alle 7. Il gruppetto, sarebbe noto nel quartiere, non è la prima volta che supera il limite. Sono stati mesi fa, questi ragazzi, non si sa quelli, sono andati alla porta aperta, sono andati in terrazza, hanno mangiato, bevuto, hanno fatto il disastro, poi sono venuti giù e li hanno riseguiti, li hanno chiamato la polizia lo stesso. Abbiamo paura, sempre paura, perché qui attorno c'è di tutto. C'è di tutto qui, ragazzi. Se un genitore non possono tirare le orecchie del proprio figlio perché fa una cosa che non va bene, e chi gli deve tirare le orecchie per crescere dritti?
Chi deve tirare le orecchie a questi ragazzi? È la domanda di questa signora Santa Maria del Rovere. Qui con me Mario Conte, sindaco di Treviso, anche lui presente a questa duplice commissione qui al comando di via Castello d'Amore. Senta sindaco, concentriamoci su un progetto specifico, ne abbiamo parlato poc'anzi con l'assessore Tessarolo. Uso smodato dei social è un problema e voi lo state riscontrando? Ci sono tanti ragazzi che vivono ormai una realtà parallela. Sì, volevo anche dire che a me le orecchie me le hanno sempre tirate i miei genitori. Quando combinavo qualcosa che non andava bene erano i primi a farlo. L'utilizzo dei social oggi è un elemento in più, perché questi ragazzi hanno una doppia identità, quella reale e quella digitale, che molte volte compiendo dei gesti e pubblicandoli, mettendoli nella rete, si diventa addirittura dei miti, delle persone straordinari con un sacco, si chiamano follower, i like, che in realtà poi da una parte ti rendono un mito, dall'altra ti rendono un cattivo esempio per i tuoi coetanei. Era in diretta a TikTok il ragazzo che qualche settimana fa ha pestato il signore in vicolo Rialto. Sì, questo vi fa capire qual è il pensiero di questi ragazzi. Dopo aver menato un cinquantenne in attesa di essere arrestato, il pensiero più grande che aveva era quello di fare una diretta su TikTok. E questo è un po' l'esito di quello che sta avvenendo con l'avvento di internet e dei social, e quindi noi dobbiamo adeguare i nostri strumenti, i nostri atteggiamenti a quelli che sono le caratteristiche dei giovani di oggi e le tecnologie che li accompagnano. Da qui la nuova iniziativa del Comune, non solo del Comune, dedicata anche ai genitori per l'uso consapevole di questi social. Grazie Sindaco Mario Conte. Con Nicoletta Rizzetto, Lina, ti restituisco la linea. Grazie come sempre a Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto, grazie al Sindaco e agli altri esponenti del Consiglio Comunale. Andiamo avanti perché gli anziani sono nel mirino, ci sono stati almeno altri 5 tentativi di raggiri oggi solo a Treviso con la famosa truffa del falso incidente del figlio. Sentiamo. Siamo i carabinieri, suo figlio ha avuto un incidente. Inizia così la telefonata che oggi ha messo in allarme almeno 5 persone anziane residenti a Treviso. Nessuno di questi ci è caduto per fortuna, ma l'aumento di tentativi di truffa ai danni degli anziani sta raggiungendo livelli preoccupanti. Il primo tentativo all'ora di pranzo è ai danni di una signora che vive vicino alla chiesa votiva. La donna, nonostante l'età avanzata, è molto attenta, intuisce subito che qualcosa non va. Dal telefono fisso dove aveva ricevuto la chiamata passa quindi al cellulare dal quale chiama il 112. I carabinieri, quelli veri, avvisano quindi il figlio dell'anziana che la rassicura non c'è stato alcun incidente. Ma nel giro di poco al centralino dell'Arma arrivano altre 4 telefonate di anziani contattati a casa con analoghe modalità e sempre con la stessa scusa: suo figlio ha avuto un incidente. I truffatori confidano che l'agitazione creata da una notizia così preoccupante faccia perdere lucidità all'anziano, convincendolo poi a consegnare loro denaro prezioso che magari, dicono, serve a pagare l'avvocato per tirar fuori il congiunto dal carcere dove è stato portato in seguito al fantomatico incidente, oppure per pagare le cure. Tutte bugie che servono solo a spillare soldi alle vittime. I carabinieri ancora una volta mettono in guardia: diffidare sempre, anche se sul display del proprio telefono compare un numero delle forze dell'ordine, perché grazie a particolari software ora riescono a far credere pure questo. Questi malfattori puntano molto anche sul fattore tempo, sul fatto di indicare che appunto magari c'è stato un incidente, occorre un risarcimento immediato, occorre provvedere subito, magari fornendo dei dati sensibili, quelli ad esempio del proprio conto corrente. Addirittura cercano di guidare l'interlocutore nel fare queste operazioni e poi impossessarsi del denaro. Quindi cercare ovviamente di non dare dati sensibili e poi di prendere tempo. Prendere tempo quindi, e nel frattempo chiamare le forze dell'ordine. Una verifica in più non Certo. costa nulla, si fa il 112 e in pochi minuti si avrà la risposta che occorre. Andiamo alla cronaca giudiziaria adesso, partiamo dall'omicidio di Margherita Ceschin. Sono arrivate le motivazioni della Cassazione che dice mancanza di gravità indiziaria. Non ci sono gravi indizi del fatto che, secondo il costrutto accusatorio, il signor Lorenzon abbia dato mandato e altri abbiano eseguito l'omicidio.
Quindi allo Stato, per quanto emerge dalle motivazioni della Cassazione, non sarebbero loro gli autori dell'omicidio della signora Ceschin. Margherita Ceschin fu uccisa il 23 giugno 2023 nella sua abitazione a Conegliano, aggredita, stordita con un colpo alla testa e poi soffocata mentre si trovava sul divano di casa. 12 pagine in cui la Corte di Cassazione ha motivato la decisione di accogliere il ricorso presentato dall'avvocato Fabio Crea, difensore del 79enne. Enzo Lorenzon, ex marito della vittima, è considerato il mandante del delitto, e Joan Maria Guzman, 41 anni, in carcere per concorso in omicidio. Lo stesso vale anche per il 38enne Sergio Lorenzo, difeso dall'avvocato Mauro Serpico. Le intercettazioni poste alla base dell'ordinanza di custodia cautelare degli imputati e i tabulati telefonici, secondo la Cassazione, sarebbero elementi poco significativi. Ora tutto torna al Tribunale del riesame di Venezia, che dovrà decidere, ma sulla base di quanto emerso in queste ore, gli accusati di questo terribile delitto potrebbero tornare in libertà. Chiederemo che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere venga annullata, spiega l'avvocato Crea. Se il Tribunale del riesame accogliesse sulla base delle motivazioni della Cassazione le nostre richieste, saranno scarcerati. Lorenzon, che si trova in una casa di riposo per gravi problemi di salute, Guzman e Lorenzo, in carcere a Treviso, potrebbero tornare a casa. Così anche per José Luis Mateo Garcia, 29enne, anche lui di origini domenicane, arrestato in Spagna ed ora recluso a Belluno. Se la Cassazione ha ritenuto che nei confronti di coloro che erano stati intercettati, cioè Lorenzon, Guzman e Lorenzo, queste intercettazioni non sono sufficienti come elementi indiziari, a maggior ragione ritengo che la questione di mancanza di indizi debba estendersi nei confronti della persona arrestata in Spagna. L'omicidio di Margherita Ceschin, se tutto questo dovesse accadere, rimarrà senza colpevoli, almeno fino a quando non emergeranno nuovi elementi. Ha sparato contro il fratello Lino Pestrin e la cognata Rosanna Trento. Oggi in aula Lucia, sorella della vittima e dello stesso killer, ha detto: l'ho perdonato. Gli occhi lucidi, Lucia Pestrin era in aula, atteso il termine dell'udienza, poi si è avvicinata al fratello Massimo e l'ha abbracciato. Sorella del killer, ma anche di una delle vittime, Lino, ucciso il 3 maggio dell'anno scorso, assieme alla moglie Rosanna Trento, con diversi colpi di pistola. Io l'ho perdonato, ci dice la donna. Era entrato in un tunnel da cui non vedeva nessuna uscita. Io e il figlio maggiore andiamo a trovarlo in carcere, lo aiutiamo con le spese legali e cerchiamo di sostenerlo. Quel periodo, racconta con un fil di voce la donna, era finito in una tempesta perfetta. L'incidente, il tradimento della moglie, il lavoro perduto e poi le difficoltà economiche. Tutto questo lo ha sconvolto, è come se fosse entrato in un buco nero. Lucia ripercorre quei drammatici momenti. Massimo, innamorato di quella donna che lo aveva tradito e lasciato, a scoprire la verità sulla moglie, un video che sarebbe circolato e che lo avrebbe fatto uscire di testa. Ed è stato proprio in quel periodo tormentato che ha trovato ospitalità dal fratello Lino, con il quale andava d'accordo. Poi quella giornata terribile. Lino e Rosanna stavano pranzando, Massimo scese le scale, in mano la pistola, fece fuoco 11 volte, uccidendo la cognata ed il fratello. Non mi spiego quello che è accaduto, termina Lucia. Penso che nella sua testa volesse salvare Lino, liberarlo da una depressione che lo aveva colpito e che era diventato un problema insormontabile. Manca il movente, ha sempre ribadito il legale di Massimo Pestrin, l'avvocato Fabio Crea. Le dichiarazioni di perdono immediato della sorella dimostrano che l'imputato non aveva alcun motivo per uccidere il fratello, spiega ancora il difensore, e vi è più di qualche dubbio sul fatto che fosse capace di intendere volere al momento del fatto. Un cortocircuito mentale che ritengo possa essere dimostrato con la perizia che ho chiesto e che la Corte d'Assise ha ammesso nonostante la ferma opposizione della Procura trevigiana. In aula oggi è stato conferito l'incarico per la perizia tra i consulenti che valuteranno Massimo Pestrin, quello del Tribunale, dell'accusa e della difesa. Si inizia il 20 maggio, la prossima udienza è stata fissata per il 27 settembre 2024 con l'esame dei periti. Ancora cronaca, ubriaco è stato fermato dai carabinieri a Castelfranco, si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test e ha aggredito i militari dell'Arma. Il controllo è avvenuto in via Circonvallazione Ovest, un 35enne di origini albanesi è andato in escandescenze minacciando e oltraggiando ripetutamente i carabinieri, costringendoli a ricorrere alla sua immobilizzazione forzata. L'automobilista è stato dunque arrestato in flagranza per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.
Saranno celebrati venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Dosson di Casieri i funerali del piccolo Matteo Vidali, travolto dall'auto del papà nel cortile di casa mentre stava effettuando una manovra. L'Alternativa Ambiente, cooperativa sociale dove lavora papà Olaf e dove lavorava anche il nonno del piccolo, sospenderà per un'ora tutte le attività in segno di vicinanza alla famiglia Vidali e per dare la possibilità a tutti i soci di salutare il piccolo Matteo, che sarà poi sepolto al termine della cerimonia accanto al cimitero, accanto alla sorellina morta prematuramente. In Duomo a Castelfranco Veneto davvero una folla per l'ultimo saluto a Monica Reginato, la 55enne che ha perso la vita sabato durante un'escursione sul massiccio del Sorapis, toccante il ricordo dei compagni del club alpino italiano. Che il modo migliore per ricordarti sia celebrando la gioia di vivere, il sentimento che tu hai incarnato meglio di chiunque altro. Bastano queste semplici ma toccanti parole a descrivere l'affetto che il Duomo di Castelfranco, gremito in ogni ordine di posto, ha riservato oggi pomeriggio a Monica Reginato, la 55enne morta sabato scorso in un'escursione sul massiccio del Sorapis sopra Cortina d'Ampezzo. Più di 1000 le persone che hanno partecipato ai funerali, portando tutta la loro vicinanza ai familiari di Mochi, che insieme al fratello Giovanni gestiva il negozio di pelletterie di famiglia in piazza Giorgione, una figura ammirata e stimata da tutta la comunità. Sembra impossibile, lei così forte, così amata, così solare, così sorridente, ma anche così prudente, meticolosa, la sua grande passione per la montagna. Ha terminato in maniera drammatica le sue tante salite, i suoi innumerevoli e straordinari cammini. Brillante e sempre disponibile con il prossimo, Monica era un'istruttrice del club alpino italiano. Ha seguito con passione e dedizione decine di allievi ora uniti in un ricordo che rimarrà indelebile. Se chiudiamo gli occhi, riusciamo ancora a sentire la tua risata contagiosa, le chiacchierate ininterrotte in sosta su una parete, ai piedi di una falesia o lungo un pendio innevato. Le tue lezioni in aula erano leggendarie. Ci sono decine di ragazzi che di tanto in tanto la notte sognano ancora quella famigerata Via del Drago. Sulla bara è stata adagiata la maglia blu del CAI di Castelfranco, l'associazione di cui faceva parte e che tanto amava proprio come la vetta che ha visto per l'ultima volta. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta da studio, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Ripartiamo da Casale sul Sile perché la giunta comunale ha bloccato definitivamente il progetto per il polo logistico nell'area industriale Casale Est. È stato infatti deliberato oggi lo stop al piano urbanistico attuativo presentato nel 2017 relativo all'enorme polo di 500.000 metri quadrati vicino al passante che prevedeva 3 grandi capannoni e aree direzionali. Una scelta coerente con quanto abbiamo ribadito fin dall'inizio, ha detto la sindaca Stefania Golisciani. Manca la condizione fondamentale per procedere, ovvero il pieno accordo tra i privati. Nonostante il parere favorevole dell'amministrazione comunale, la condizione imprescindibile posta dal comune era quella che tra i privati vi fosse piena disponibilità dell'area in questione, dell'intera area. Quest'ultima condizione non si è mai realizzata, di qui lo stop al progetto. Ora parliamo di superstrada pedemontana veneta, il DEM, Andrea Zanoni va all'attacco, i conti sono sempre più in rosso, la convenzione coi privati va ritrattata. Bisogna che la Regione vada con le carte in mano delle gestioni delle altre autostrade e vada a dire a questi privati: guardate che vi stiamo dando troppo e che i flussi di traffico che sono scritti nelle convenzioni nel 2017 erano esagerati, sovrastimati, quindi c'è stato un gravissimo errore e quindi con la nuova situazione, con meno macchine che entrano, assolutamente una concessione con tutti quei miliardi di euro non ci sta.
Torna a parlare di Pedemontana Veneta il consigliere regionale Andrea Zannoni, ora candidato per il PD in Europa. Lo fa chiedendo alla regione di ricontrattare la convenzione con il consorzio SIS. I conti, dice, sono sempre più in rosso. Anche nei primi mesi del 2024 le entrate da pedaggio sono state inferiori ai 7 milioni di euro al mese. Questo vuol dire che se entrano cifre del genere, a fine anno siamo a circa 80 milioni di entrate, ma il canone che la regione poi deve dare al privato è pari a 300 milioni di euro l'anno medi per 39 anni. E chi mette il buco che manca per arrivare ai 300 milioni se ne entrano solo 80? Da qui l'urgenza di riprendere in mano la convenzione che lo stesso Zannoni definisce capestro. O così o altrimenti avremo questo buco miliardario, perché alla fine potranno essere 8 miliardi di euro di buco, che sarà tutto sulle spalle dei contribuenti veneti. Insomma, per il Dem va aperto un tavolo di trattativa con il privato dove far pesare i ritardi nella realizzazione della Pedemontana e le mancate opere di compensazione, legata a doppio filo un'altra opera, la nuova Via del Mare. L'assurdo è che adesso andiamo a dare a questa azienda, alla SIS, che ci ha creato tutti questi problemi, che ci ha tolto le esenzioni dai pedaggi, che non ha pagato le sanzioni per i ritardi, che si sta tenendo ancora 20 milioni di euro di IVA che dovrebbe dare alla regione, adesso gli andiamo a dar da fare anche la superstrada Treviso Mare. Pubblicato il rapporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze rispetto ai redditi dichiarati nel 2023 comune per comune in tutta Italia. Tra le città più ricche spicca Portofino con un reddito medio di oltre 90.000 euro. Nella top 30 delle città più ricche d'Italia nessuna posizione per i capoluoghi delle province venete, i cui redditi medi pro capite si attestano tra i 20 e i 30.000 euro. Al primo posto tra i capoluoghi c'è Treviso con oltre 28.500 euro di reddito medio pro capite, a seguire Padova che sfiora i 28.000, poi Vicenza, Belluno e Verona tutte intorno ai 25.500, ultime Venezia con un reddito pro capite di 23.700 e Rovigo che supera di poco mila i 23.600. Torniamo proprio a Treviso, nel capoluogo, perché dal 2 di maggio chiuderà il parcheggio Miani per lavori straordinari di manutenzione. Divieto d'accesso sia per gli abbonati che per l'utenza giornaliera, malcontento tra i cittadini, ma arrivano le rassicurazioni del Comune. Per me è un grosso problema perché è difficile parcheggiare in zona e spero che riaprano presto per poter parcheggiare nuovamente. Io mi trovavo benissimo qua. Purtroppo però è andato in degrado, come ha potuto vedere. Hanno rotto la sbarra e poi c'è gente strana che gira di sera. Chiuderà dal 2 maggio il Park Miani a 2 passi dal Tribunale, area di sosta al centro di dibattiti e polemiche, un parcheggio a pagamento mai davvero sfruttato al massimo delle sue possibilità. Circa 500 posti auto rimasti per lo più quasi sempre vuoti, ma dopo la rottura dei sistemi di pagamento è rimasto a lungo gratuito e da quel momento le macchine in sosta hanno cominciato ad affollarsi tra i diversi piani. Non potrei che essere favorevole al fatto che rimanga gratuito perché è sicuramente utile perché è a 2 passi dal centro. Credo che i parcheggi hanno dei costi e quindi che vadano retribuiti. Dopodiché bisogna capire quali sono le esigenze di ristrutturazione che ci sono, perché mi sembrava in ottimo stato. Pareri diversi quelli dei cittadini che vedono nel Miani un'opportunità mal gestita, motivo per cui il Comune, ora proprietario unico della struttura, ha indetto il via ai lavori di manutenzione straordinaria, il ripristino dei parchimetri e la limitazione delle aree di sosta a solo 2 piani dell'immobile. Lavori ancora senza una data di termine, ma tra i corridoi di Casugana si parla di mesi. Speriamo, dice che i lavori finiscono presto però. Al più presto, perché io devo adesso fare un abbonamento in un altro parcheggio qui avanti e anche lì lo pago l'abbonamento, quindi essendo residente in quella zona ho bisogno di avere il parcheggio. Abbiamo preso questa decisione per capire qual è la destinazione migliore per quel parcheggio che di fatto nel tempo non è mai decollato, è certamente un servizio importante a ridosso del Tribunale, quindi una parte certamente rimarrà parcheggio. Stiamo valutando e faremo dei lavori anche sugli altri piani per
ricavare dei magazzini, dei depositi per il comune o altri servizi a disposizione della comunità. Parliamo di tutela del lavoro e dei lavoratori. In occasione del 25 aprile, festa della liberazione che si celebra domani, la CGIL apre la campagna referendaria raccolta firme per chiedere un lavoro più stabile, sicuro e dignitoso. Referendum che sono per un lavoro dignitoso, un lavoro sicuro, un lavoro stabile e un lavoro tutelato. È in occasione della ricorrenza del 25 aprile che la CGIL indice la campagna referendaria in difesa della tutela del lavoro e dei lavoratori. 4 i referendum abrogativi proposti. Il ripristino dell'articolo 18 per le aziende con più di 15 dipendenti, il ripristino della trattativa o della decisione del giudice per chi viene licenziato ingiustamente con aziende sotto i 15 dipendenti, ripristinare il decreto dignità, ovvero sia per le causali nei contratti a termine, e l'ultimo referendum è quello per la responsabilità in solido delle ditte appaltanti in occasione di infortuni o di malattie professionali. Novità della campagna: la possibilità di sottoscrivere i quesiti anche online tramite firma digitale attraverso il sito della CGIL, ma resta garantita la presenza dei banchetti di raccolta firme nelle principali piazze della città e della provincia. Il 25 aprile in piazzetta Aldo Moro in via Alzaia e a Mogliano accanto all'Ampi. Festa della liberazione che il sindacato, come ogni anno, celebrerà anche alla stazione dei treni di Treviso con la deposizione di una corona di fiori in ricordo delle vittime sul lavoro durante il periodo della Resistenza. Il valore dell'antifascismo che è quello di difesa della Costituzione. Questi sono i messaggi che noi chiediamo e crediamo devono essere rilanciati in questo periodo, soprattutto in questo periodo dove alcuni rigurgiti sono sotto gli occhi di tutti e devono essere bloccati per non ritornare indietro di 80 anni in un colpo solo. Il valore del ricordo anche a Collalto di Susegana. In occasione della festa di San Giorgio è stata allestita una mostra sulla storia di questo territorio. Il percorso sulle orme della Grande Guerra, la giornata ecologica e poi presso l'ex scuola elementare una mostra fotografica dedicata al territorio. Tornano a Collalto di Susegana i festeggiamenti di San Giorgio e quest'anno, grazie al Comitato Imprenditori Piave 2000, con l'allestimento dedicato alla riscoperta delle antiche radici di questo territorio, con l'obiettivo di coinvolgere anche le giovani generazioni. Stiamo facendo un grande lavoro a livello scolastico perché è importante far sì che i ragazzi abbiano la memoria dei propri posti, perché non si può pensare che un ragazzo non sia radicato alle proprie origini e faccia tesoro di questo. È quindi bene che queste associazioni diano una spinta, creino una memoria storica e scritta in modo tale che le future generazioni possano portare memoria anche ai loro futuri figli. Ecco allora le foto di Collalto e di come questo territorio è cambiato nei secoli, ma spazio anche alla ricerca storica, ai cimeli della Grande Guerra, come agli antichi arnesi da lavoro, l'attività di bonifica portata avanti dai cosiddetti cariolanti, i sistemi di trasporto con le slitte per il fieno, una riscoperta delle radici di questo territorio simboleggiata dalle enormi radici di un albero collocate all'esterno della mostra. Abbiamo abbinato, anche per sorreggere, per stare in sicurezza alla pianta, abbiamo abbinato un banco da falegname. Questo banco che vedete a falegname è antichissimo, capire quanto lavoro hanno fatto i nostri falegnami. Lì vedete tutti gli attrezzi che sono sul banco. Praticamente il tronco della pianta entra nel banco, vuol dire che il tronco è stato lavorato da quel banco che ha prodotto mobili e quant'altro. Ecco, questo è un po', e dopo il sviluppo della vita, delle nostre radici. Andiamo a Olmi di San Biagio di Callalta adesso. Aprire un negozio di vicinato a 50 anni, c'è questa scelta controcorrente fatta dall'ex titolare di un agriturismo e dal marito.
Devo dire che di questi tempi bisogna essere coraggiosi, però il coraggio poi credo che alla lunga premi e noi siamo sempre al fianco delle piccole realtà locali, quindi auguriamo a loro un grande in bocca al lupo. Andare controcorrente rispetto alla grande distribuzione aprendo un classico negozio di vicinato e farlo non a 30 ma a 50 anni. Accade a Olmi, in piazza da Prado, dove l'imprenditrice agricola Marilisa Piovesan, per oltre 25 anni alla guida dell'agriturismo Cainorbo di San Floriano, ha deciso di reinventarsi commerciante insieme al marito Riccardo. Si sente tanto parlare di cinquantenni che per una storia o per l'altra rimangono comunque un po' sospesi nel mondo del lavoro. O si ha il coraggio e la voglia di rischiare di nuovo, perché ormai io credo che i nuovi cinquantenni siano i trentenni di una volta. Di una volta è anche la filosofia del negozio, di facile accesso per i più anziani. Non a caso si è scelto di aprire in una zona residenziale che ospita famiglie e pensionati. È sicuramente un valore aggiunto, perché oggi i centri commerciali sono importanti, ma ancora di più, come diceva prima, le piccole botteghe di quartiere che permettono anche ai meno giovani di recarsi con grande facilità e creare anche un rapporto umano che oggi manca, e quindi quel dialogo sociale che unisce e fa rete. Nel territorio ci sono piccole aziende che secondo me fanno grandi cose e purtroppo siamo giovani, si fa fatica a mettersi in vista e quindi noi cerchiamo anche di dare una mano anche a queste piccole aziende che stanno crescendo. Vi ricordo gli appuntamenti legati alla nostra emittente, perché in occasione della solenne festa di San Marco, patrono di Venezia, domani a partire dalle 10 Antenna 3 trasmetterà la Santa Messa celebrata dal Patriarca Francesco Moraglia in diretta dalla Basilica di San Marco, un appuntamento irrinunciabile per il capoluogo lagunare e i suoi fedeli nel giorno di San Marco, che coincide anche con la festa della Liberazione e precede di soli 3 giorni la visita in città del Santo Padre. Appuntamento domani mattina, quindi alle 10 su Antenna 3. Vi ricordo che proprio tutta la visita di Papa Francesco a Venezia sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente, questo naturalmente domenica, con una diretta non stop a partire dalle 7 del mattino. Dal carcere della Giudecca all'incontro con i giovani alla salute fino alla Santa Messa in piazza San Marco, ogni momento della visita del Santo Padre con i nostri inviati, questo appunto domenica 28 aprile in diretta su Antenna 3. E adesso andiamo alle notizie che arrivano da Belluno. Anche qui oggi la CGIL ha presentato la sua battaglia politica, la raccolta firme per il referendum. CGIL che cambia passo sul lavoro e su questa battaglia. Inizia dunque la campagna referendaria per la modifica delle norme sul Job Act, contratti a termine e appalti. Sul lavoro ci metto una firma, il titolo della nostra campagna referendaria. Chiediamo ai lavoratori che firmino per il lavoro. Cambia passo la battaglia politica della CGIL in difesa del lavoro stabile, tutelato, sicuro e dignitoso. Dalle iniziative politico-sindacali a una campagna referendaria che scatterà in tutta Italia nella ricorrenza del 25 aprile. Il lavoro in questi anni in Italia è stato svilito, è stato frammentato. Non si è più data l'importanza vera e necessaria al lavoro. I lavoratori si sono impoveriti. Il lavoro è precario, è frammentato, è povero, ci sono dei lavoratori che lavorano ma non gli basta per vivere. 4 i quesiti referendari per dare a lavoratrici e lavoratori il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, per innalzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi per lavoratrici e lavoratori occupati nelle imprese con meno di 15 dipendenti, per cancellare la liberalizzazione dei contratti a termine e limitare l'utilizzo a causali specifiche e temporanee. Il lavoro precario a Belluno raggiunge il 60% e per cancellare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell'appalto e nel subappalto in caso di infortunio e malattia professionale. L'obiettivo è superare il 1.300.000 firme raggiunto per il sostegno alla Carta dei diritti. Il via ufficiale alla raccolta domani a Grondi Sospirolo in occasione della festa della Liberazione. Abbiamo scelto questa data per la partenza della campagna referendaria, ricordando che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, che la Carta Costituzionale viene dalla lotta e dalla resistenza e dalla liberazione dal nazifascismo, quindi quale giornata migliore per cominciare a raccogliere le firme. E lo faremo insieme all'ANPI, insieme a Libera, insieme a Emergency, insieme agli studenti in rete, insieme a Pace e Disarmo, parlando di pace e parlando anche di lavoro.
Numerose le cerimonie in provincia per il 25 aprile, a Belluno l'omaggio di Ampie del Comune in Piazza dei Martiri preceduto dall'alzabandiera, a Feltre sfilata e posa di una corona al monumento ai caduti e commemorazione all'Istituto Carenzoni organizzato dall'ISBREC. Medesime iniziative istituzionali sono previste nei comuni di tutte le vallate. I consiglieri di opposizione di Belluno e di Feltre hanno invitato i sindaci De Pellegrini e Fusaro a leggere nei loro interventi ufficiali il monologo di Antonio Scurati censurato dalla RAI, un fatto grave e inaudito, sottolineano i consiglieri di centrosinistra, un tentativo di riscrivere la storia e le responsabilità di chi ha privato i cittadini italiani della loro libertà per oltre 20 lunghi anni. È stata assegnata al giovane medico vicentino Francesco Paolo Di Siena dell'Università di Padova la borsa di studio in memoria di Maria Grazia Carraro, già direttrice dell'ULSS Dolomiti, scomparsa prematuramente lo scorso anno. La cerimonia si è svolta nella sala riunioni del San Martino di Belluno. Volto e sguardo sorridente sempre, anche se oggi solo attraverso un maxi schermo i tratti distintivi della dottoressa Maria Grazia Carraro sono preziosa eredità, perpetuano in uno competenza e umanità profusi negli anni del suo impegno ai vertici dell'ULSS Dolomiti e nei ruoli che l'hanno fatta emergere quale eccellente professionista impegnata a sostenere il territorio e i valori fondanti delle comunità anche nei momenti più difficili. Alla memoria di Maria Grazia Carraro è stata intitolata la borsa di studio alla miglior tesi di specializzazione in igiene e medicina preventiva discussa nelle università di Padova, Verona e Udine nel 2023, consegnata nella sala di riunioni dell'ospedale di Belluno in una cerimonia contrassegnata da commozione e emozione. Molta emozione nella semplicità di quello che è stato questo momento, proprio nel ricordare la professionista, ma soprattutto la donna, quindi quel tratto umano che noi cerchiamo di ricordare e di sottolineare sempre. Oggi è importante avere quell'umanizzazione, quella relazione e anche quel concetto di comunità e di persona al centro, e sicuramente la dottoressa Carraro lo aveva intrinseco. Tra le 3 tesi di laurea selezionate, la borsa di studio è stata assegnata al vicentino Francesco Paolo Di Siena dell'Università di Padova, che ha presentato un lavoro sul sovraffollamento dei pronto soccorso. Con quello di De Siena sono state apprezzate le tesi di Giada Mazzilis dell'Ateneo di Udine e della bellunese Giulia De Mattia dell'Università di Verona. Con il capo dipartimento di prevenzione Sandro Cinquetti, il commissario Giuseppe Dalben ha ben sottolineato l'impegno di Maria Grazia Carraro rivolto ai giovani medici e all'importanza della formazione. È un ricordo che ci permette a noi di sviluppare percorsi di formazione, percorsi di aggiornamento, e quindi nel ricordo della dottoressa pensiamo che proprio questo suo, testamento dell'importanza della formazione e dell'aggiornamento abbia trovato nel pomeriggio e spero anche nel futuro realizzazione. Alla cerimonia, presenti i familiari della dottoressa Carraro, è intervenuto il professor Silvio Brusaferro, professore ordinario di igiene all'Università di Udine e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico durante il periodo Covid, con una lectio magistralis su sanità pubblica e comunità. Professionisti come la dottoressa Carraro sono un esempio di persone che hanno dedicato la propria vita professionale a questa attenzione, e per chi fa sanità pubblica supportare la comunità in tutte le sue dimensioni, nel progettarsi, nel costruirsi, è una vocazione, è una professionalità che si mette a servizio. Voltiamo pagina. Il celebre trombettista e compositore Paolo Fresu bissa la performance con i bambini del coro Arcobaleno di Limana, e domani 25 aprile sarà lanciato ufficialmente il video realizzato nei luoghi del Vajont. L'incontro a Longarone è straordinario e pieno di pathos. Così Paolo Fresu, celebre trombettista e compositore, commenta l'immagine che resterà nella storia delle celebrazioni del 60° del Vajont, in un luogo denso di memoria e pregnante. L'esibizione delle 487 voci candide dei bambini dei cori Arcobaleno di Limana, Note Magia e Mini Coro di Rovereto, Monterosso di Bergamo e Colrinà di Roma. 9 ottobre 2023, cimitero monumentale delle vittime del Vajont a Fortogna. In visita c'è il presidente Mattarella. Davanti alla più alta carica dello Stato i cori intonano il celebre canto di montagna Stellutis Alpinis, accompagnate dalla tromba di Paolo Fresu. Quella idea di questo brano eseguito con i cori, con le bimbe, con i bimbi, è stato bellissimo, è stato rispettoso, è stato quello che effettivamente credo che noi si dovesse fare in quella mattinata che porteremo nel cuore
come uno dei momenti più preziosi delle nostre vite. Io sono un musicista che gira per il mondo e ho suonato in tanti luoghi straordinari, anche nei teatri più belli del mondo, ma quel momento lì penso che rimarrà per me come un momento veramente indimenticabile. Da quella esibizione è nata un'amicizia fra Fresu e il coro arcobaleno e un video che sarà lanciato ufficialmente sui canali social del musicista domani 25 aprile. Quel seme gettato il 9 ottobre è germogliato in qualcosa di grande che dimostra quanto la musica sia capace di andare oltre. È un momento molto difficile per le nostre comunità, è un momento in cui due guerre in corso dietro casa purtroppo fotografano un presente che non è certamente uno dei migliori, forse uno dei più terribili della storia recente, e nel momento in cui le voci pure dei bambini e delle bambine riescono a raccontare quanto la bellezza potrebbe essere quel qualcosa che alcune volte manca proprio per evitare i conflitti, per evitare tutto ciò che stiamo vedendo e può portarci a sentire di più l'altro, ad ascoltare meglio, a lavorare con una voce plurale che è veramente capace alcune volte di dire una cosa così forte. Ecco, quello Stellutis Alpinis che oggi noi abbiamo raccontato con un video è probabilmente la migliore metafora della costruzione di un mondo migliore. Su queste parole noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Adesso, come sempre, le previsioni del tempo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'area di bassa pressione che si è insediata sull'Italia continua a essere responsabile di qualche episodio instabile. Vediamo dunque il dettaglio per la giornata festiva. Sul Veneto giovedì 25 aprile tempo in prevalenza buono, avremo un po' di variabilità con possibili fenomeni sparsi tra prealpi e pianura. Temperature stazionarie o in lieve ripresa, minime tra 4 e 7 gradi, massime tra 12 e 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui in mattinata avremo piogge moderate un po' ovunque in questo caso, a seguire in diradamento con ampie schiarite soleggiate. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il sole sarà prevalente con qualche nube e con qualche addensamento innocuo. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime intorno ai 17. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.